Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima partenza con velocissimo Drum che prende subito l'iniziativa nei confronti di Dobardaghi, mentre gli altri cercano posto allo steccato. Tra i penalizzati ha girato bene Duquez in leggero anticipo su Dout Des, mentre ha avuto problemi Numero Dubai 1 Pax. Sbaglia Dobardaghi, sbaglia squalificato. anche Enrico Bellei con Dedalo Griff. Numero che finisce 5 a Dedalo tabellone. Griff squalificato. E così Drum si trova al comando con 3-4 lunghezze di margine nei confronti di Deddi Matto, quindi di Letta Trio, poi Duquez, ancora Dout Des a precedere Darko Gual. 38 per i primi 400 metri di corsa di Drum, che si mantiene in evidenza sempre su Deddi Matto, quindi di Letta Trio, Duquez, Dout Des e Darko Gual. I 600 in 46,4 per il favorito Drum, che ha girato molto bene, è andato al comando e ora può gestire i parziali in attesa che qualcuno dei penalizzati faccia la mossa esterna. Il primo giro se ne va in 1-1,8. Drum sicuro leader, Deddi Matto in seconda posizione abbastanza nettamente su Diletta Trio, quindi Duquez, Dout Des e Darko Gual. Non cambia assolutamente nulla il chilometro, che se ne va in 1,17,5. Muove ora all'esterno Duquez, che al passaggio davanti alle tribune rifà le posizioni, si porta a lato di Deddi Matto e cerca di puntare su Drum, il quale ovviamente ora accelera. C'è un 14,8 di paletto, 1,32,4 i primi 1.200. Drum in vantaggio e Duquez al suo esterno. Poi Deddi Matto con vicino Dout Des, perde qualche battuta invece di Letta Trio quando siamo a 600 metri dalla conclusione. Drum e Duquez alle prese, 14,8 la curva di destra. Duquez che insiste, attacca Drum e tende già a passare a 500 metri dalla conclusione. Duquez che ha spazzato via Drum, Dout Des che prova a inseguirlo. La retta di là in 14,4, 2,1,6 il miglio per Duquez, che guadagna terreno nei confronti del resto dei rivali a 300 dalla conclusione. Duquez in chiara evidenza su Drum che lotta con Dout Des, poi Deddi Matto e Diletta Trio. La piegata in 14,8 per Duquez, che entra in retta d'arrivo isolato in vantaggio. Duquez che nel finale si porta a casa una semplicissima vittoria nei confronti di Drum, che sul palo tiene a bada Dout Des. Sfortunato Deddi Matto perché non ha trovato da correre, ha trovato anche forse l'open stretch occupato. 1,16,3 ragguaglio cronometrico preso da davanti. Il successo di Duquez, Andrea Farolfi per il training di Mauro Baroncini e la scuderia Bindi. La vittoria del figlio di Mago d'Amore, la quarta consecutiva. In percorso esterno Duquez, che nel finale spazia a piacimento su Drum e su Dout Des. 8-2-9 l'ordine d'arrivo molto probabile della quarta.